Amici collegati all'ascolto sui canali della Lega Nazionale Dilettanti qui su YouTube, ben trovati, un cordiale saluto da Giovanni Saeli in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Marcon. Piove a dirotto su questa quinta giornata del campionato di Serie C femminile 2025-2026. Tra pochissimo in campo, come ben sapete, si sfideranno Venezia Calcio 1985 contro Pro Palazzolo. Noi però prima andiamo a sentire i tecnici. Buon pomeriggio, siamo qui con Giovanni Brusa, l'allenatore del Pro Palazzolo. Buongiorno a tutti. Mister, è stata un'ottima partenza per la sua squadra, si aspettava un approccio così positivo? Sì, direi una buona partenza con qualche infortunio di troppo che ci ha un po' condizionato. Siamo neopromossi, vogliamo conoscere la categoria e questo girone, il girone B che non conosciamo, qualche squadra la conosciamo, qualcuna no, e vedremo alla fine dell'andata dove saremo messi. Il Venezia è una squadra costruita per fare bene. Cosa servirà oggi per mettere in difficoltà le avversarie? Oggi serve un approccio forte, combattere con le nostre armi, che sappiamo quelle che sono, contro la loro fisicità, e alla fine vediamo come la squadra, la settimana l'abbiamo preparata bene e la squadra come reagirà, soprattutto anche alle condizioni del campo che piovendo cambia nettamente l'impostazione della partita. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. È con noi Giancarlo Murru, l'allenatore del Venezia 1985. Mister, fin qui solo 5 gol subiti in 4 partite. È soddisfatto delle sue ragazze oggi? Noi partiamo dal presupposto che quest'anno abbiamo cambiato il 60-70% della rosa e quindi il nostro obiettivo è soprattutto nel medio-lungo termine di consolidare i rapporti a livello emotivo, tecnico e tattico tra le ragazze. Quindi domenica è effettivamente un'occasione per raggiungere questo obiettivo qua. La partita singolarmente, specialmente in questo periodo del campionato, lascia il tempo che trova. È proprio una fotografia e come tale resta. Potrà influenzare emotivamente chi la osserva in maniera positiva o negativa, ma non può dire ancora oltre determinate cose. Che tipo di partita si aspetta oggi? Sinceramente l'avversario non lo conosco, chiaramente è di taratura elevata perché guardando l'escursion della storia di questa società qua si è militato in zone molto importanti del campionato, per cui sarà senz'altro una partita molto ostica, difficile, importante, ma è qualcosa che, come ripeto, che noi attendiamo per poterci misurare, per poter comprovare la nostra crescita. Ok, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi. Eccoci ancora in diretta dal Nereo Rocco di Marcon. Tra pochissimo in campo stanno per fare il proprio ingresso qui sul rettangolo di gioco Venezia Calcio 1985 e Pro Palazzolo. Noi però prima andiamo a vedere quella che è l'attuale classifica del girone B della Serie C femminile. Come vedete lì davanti l'Orobica a 12 punti, ha fin qui dominato il girone, 4 vittorie su 4 partite. Subito dopo il Sudtirol a 9 punti insieme proprio al Venezia Calcio, a seguire anche il Villorba sempre a 9 punti, Trento 8 punti, eccolo il Pro Palazzolo sesto in classifica a 7 punti, Garlasco anch'esso a 7 punti, seguono nella zona play-out l'Azzurra San Bartolomeo a 3 punti, il Chievo Verona a 3 punti, Dolomiti Bellunesi sempre a 3 punti, ultime fin qui ancora a secco di punti Vicenza e Tavagnacco entrambe a 0 punti. Andiamo a vedere anche quelle che sono le partite di oggi. Ricordiamo è la quinta giornata in questo girone B, si gioca in tutti e 4 i gironi della Serie C femminile. Alle 14:30 insieme a Venezia Pro Palazzolo in diretta sui canali della Lega Nazionale Dilettanti si gioca anche Azzurra San Bartolomeo contro Trento, Dolomiti Bellunesi Tavagnacco, Garlasco Orobica, Sudtirol Chievo Verona, Treviso Vicenza. Vediamo se riusciamo anche a vedere le formazioni mentre le squadre tra poco faranno il proprio ingresso in campo.
Eccolo qui il Venezia di mister Giancarlo Murru, che ha scelto di andare in campo con un tradizionale 4-2-3-1. In porta Ralsa, nel quartetto di difesa a partire da destra Romano, Paladini, Diana e Moretin. In mezzo al campo Baldan, Ruggero, con Tosato, Castaldin, Boschiero, dietro l'unica punta Trevisol. Questo il primo 11 scelto per questa formazione da Giancarlo Murru, con Elisa Dalla Santa che partirà dunque dalla panchina. Pro Palazzolo invece il tecnico, il signor Giovanni Brusia, 4-3-3 in porta, Elisabetta 32, nel quartetto di difesa Frecchiami, Canobbio, Pasquali e Foti. Come mediano c'è Biffi, Cattuzzo e Troiani accanto ad essa, ed infine nel trio d'attacco Norris a destra, Serra a sinistra, a servizio dell'unica punta Citaristi, che fin qui ne ha fatti già 4 di gol e che oggi potrebbe essere un valore aggiunto per il Pro Palazzolo. Eccole le squadre, almeno le panchine, come potete vedere qui a Marcon diluvia, è un tempo che sicuramente non aiuta, campo però in ottime condizioni almeno per giocare, insomma il pallone rimbalza, dunque la partita può iniziare. Un ringraziamento chiaramente va anche al coordinamento giornalistico della Lega Nazionale Dilettanti, che come sempre per quel che riguarda il mondo femminile è curato da Vita Locantore, che ringraziamo per il grande supporto. Vedete, insomma, le condizioni non sono le migliori per giocare e anche per trasmettere una partita in diretta streaming. E allora tra pochissimo le squadre entreranno in campo, si aspetta solo il fischio d'inizio. Abbiamo sentito gli allenatori, abbiamo sentito in particolar modo il tecnico del Pro Palazzolo Giovanni Brusia, è abbastanza contento e felice dell'avvio della propria stagione. Stessa cosa per quel che riguarda Giancarlo Murru. Entrambe le squadre sono partite davvero bene, sono partite con un avvio comunque importante, in particolar modo il Venezia, che ha già trovato 3 vittorie nelle prime 4 uscite, insomma un avvio sicuramente convincente per quel che riguarda la formazione del presidente Ulisse Miele. Stessa cosa sicuramente per la formazione invece di Claudio Forlan, che fin qui con 7 punti si trova in mezzo alla classifica. È un aiuto, certamente una mano per quel che sarà il proseguio della stagione. Pro Palazzolo, che nelle prime 4 uscite ha debuttato in questa stagione in casa contro il Trento Academy, un pareggio 1-1 devo dire prestigioso per il Pro Palazzolo contro un Trento Academy che comunque ha fatto una grande squadra per questa stagione. E poi la vittoria a domicilio in casa del Real Vicenza Women per 4-1, la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'attuale capolista Orobica Calcio Bergamo, ed infine la scorsa giornata una ottima vittoria per 2-0 sul campo del Chievo Verona. Per quel che riguarda invece la formazione del Venezia Calcio, prime 4 uscite anch'esse molto convincenti, grande vittoria per 3-1 sul Tavagnacco in casa nel debutto, poi la vittoria sulla formazione del Dolomiti Bellunesi per 1-0, fin qui una sola sconfitta, ovvero quella rimediata in casa per mano del Trento Academy 3-0, e la scorsa giornata il Venezia Calcio 1985 si è imposto sul Real Vicenza con il risultato di 3-1. C'è un pizzico di ritardo, ovviamente ci perdonerete per quel che riguarda l'avvio della partita, diversi problemi tecnici ma anche legati al campo. Le condizioni per giocare ci sono, il pallone rimbalza come dicevamo, ed allora almeno per il momento la partita può iniziare. Poi chiaramente lo sguardo sarà anche sugli altri campi, perché le altre formazioni insomma stanno giocando in contemporanea, dunque un occhio è naturale che vada anche dall'altra parte, ovvero negli altri campi. Eccole le due formazioni, Venezia e Pro Palazzolo, pronte a darsi battaglia in questa quinta giornata del campionato di Serie C femminile, con i due capitani che comandano la propria squadra lì durante la sfilata di presentazione. E allora si aspetta solo il fischio d'inizio dell'arbitro, prima però il fischio che saluta tutto il pubblico. Sentite di sottofondo anche qualche tifoso presente qui
al Nereo Rocco di Marcon. Come vedete, insomma, il Venezia giocherà in maglia biancopanna e granata, mentre per quel che riguarda la formazione del Pro Palazzolo, un grigio contornato a inserti blu, a fare da contorno a quella che sarà la divisa del Pro Palazzolo. E allora Capitan Serra ha stretto già la mano al capitano del Venezia Calcio, Ludovica Gastaldin, e dunque squadre che si danno il 5 come da rito. E poi saremo davvero pronti per l'inizio di questa partita. Eccolo il Venezia che saluta il proprio tifo. Foto di rito anche per il Pro Palazzolo. Sarà una partita molto difficile da giocare visto le condizioni meteo. Qui il Venezia si schiera per fare la foto con il proprio pubblico di sfondo. Eccolo qui le ragazze di Giancarlo Murru. Eccola qua la Pro Palazzolo con Capitan Serra e tutte le sue ragazze pronte a dare battaglia. Pallone già al centro del campo, il trio arbitrare da Portogruaro, il signor Morsanutto, il primo assistente da Venezia è il signor Panciuc, per quel che riguarda invece l'assistente 2 è il signor Marian Gega da Venezia, e poi non c'è il quarto uomo ovviamente trattandosi di Serie C femminile. Inizierà a battere il Venezia, questo fischio, al fischio di inizio sarà proprio il Venezia a mettere il pallone in gioco. Ancora qualche check e si parte, dunque inizia Venezia Calcio Pro Palazzolo. Divertiamoci insieme in questa quinta giornata del campionato di Serie C femminile. Ovviamente Venezia che attacca da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, mentre il Pro Palazzolo da destra verso sinistra, già rimessa laterale, battuta da Morettin, palla in avanti per Boschiero che prova ad anticipare la propria avversaria, pallone messo in rimessa laterale da Letizia Canobbio. Allora sarà Morettin a rimettere in gioco il pallone. Si muovono le ragazze di Murro, palla nel mezzo, ancora un cross nel mezzo a vuoto e subito prima occasione per il Venezia con Silvia Tosatto che da due passi non è riuscita a indirizzare il pallone. Dopo appena un minuto di gioco, prima grande occasione per il Venezia. Bello il pallone qui, pizzico in ritardo 32 che esce sì ma non trova il pallone e poi sbaglia Tosatto, e chiaramente lo avevamo anticipato nel prepartita, giocare con un campo in queste condizioni non è semplice. È chiaro che la pioggia che si è abbattuta in queste ore praticamente in tutto il nord Italia non è semplice da gestire anche a livello di terreno di gioco, né tantomeno da prevenire. Attenzione, qui il Venezia prova a ripartire subito. Tosatto lungo dalle parti di Romano in sovrapposizione, Romano cade giù, c'è fallo secondo l'assistente e dunque calcio piazzato. A chiedere spiegazioni Jennifer Serra. Calcio di punizione. Vedete il fango sulla numero 7 di Silvia Tosatto che proverà a mettere in mezzo questo pallone. Non si fida 32 che comunque lascia una giocatrice in barriera. E allora salgono le torri per il Venezia. Le 5 giocatrici nel mezzo, si muove anche Capitan Gastaldin. Il pallone in mezzo proprio per Gastaldin, anticipata. Vediamo se il Pro Palazzolo prova a ripartire. No, c'è un fuorigioco secondo l'assistente. E dunque calcio piazzato in favore del Pro Palazzolo.
32, rimessa lunga, prova a uscirne bene il Pro Palazzolo, c'è un contrasto, calcio di punizione in favore del Pro Palazzolo, è uscita Palanga Martina Paladini. Allora sarà Nice Foti a rimettere in gioco il pallone. Va lungo Foti, cercare una speranza lì davanti, tocca ma non basta Cattuzzo, poi ancora Pro Palazzolo con Troiano. Pallone largo a destra da Norris che si sgancia, scappa via Norris, c'è il vantaggio, ancora un contrasto irregolare, dunque altro calcio di punizione con il Pro Palazzolo che conquista metri. Messa giù prima Norris, poi Frecchiami, e allora altro calcio piazzato molto interessante, prima in favore del Venezia, adesso in favore del Pro Palazzolo. Pronti a mettere il pallone in mezzo. Cross basso, tenuta lì, messa giù. Calcio di rigore, sì, calcio di rigore per questo contatto irregolare. Sembrava abbastanza evidente, l'arbitro ci ha pensato un attimo. Qui atterrata Jennifer Serra, ma il calcio di rigore sembra abbastanza netto. E allora sarà calcio di rigore in favore del Pro Palazzolo. Indovinate chi arriva sul dischetto? Chi se non lei? Lisa Citaristi. Probabilmente, anzi sicuramente è il primo pallone che tocca. E al quinto minuto è già calcio di rigore. Citaristi contro Costantino, arriva il gol dell'1-0, il Pro Palazzolo va in vantaggio subito con Citarristi che sigla il proprio quinto gol personale in questa stagione e porta in vantaggio il Pro Palazzolo. E dunque 1-0 in vantaggio la formazione ospite con Lisa Citarristi che ha realizzato questo tiro di rigore conquistato poco fa da Jennifer Serra, mezza giù, insomma rigore abbastanza indiscutibile. Allora si riparte adesso Venezia che sicuramente dovrà cambiare ritmo e trovare nuove idee, anche se bisogna dire fin qui abbiamo visto solo un'occasione, gioco in movimento, insomma Venezia che aveva costruito bene. Adesso giro palla con Venezia che recupera il pallone, riesce a tenerlo con sé Boschiero, poi Palazzolo prova a costruire qualcosa, si va dalle parti di Trevisol che conquista una rimessa laterale. Palla lunga, attenzione ancora Venezia che si affaccia in avanti con Trevisol, allontana come può la difesa del Pro Palazzolo, poi il Citarristi lavora il pallone, chiedeva un fallo la 9 del Pro Palazzolo, c'è solo rimessa laterale in favore del Venezia. Pallone lungo, già ribattuto dalla difesa, poi protegge Gastaldin come può, va dalle parti di Ruggero che allunga, pallone in rimessa laterale ancora, però stavolta in favore ancora Pro Palazzolo che allontana. Ancora Venezia si propone in avanti, si era sganciata come posizione Giulia Trevisol.
Questa un calcio d'angolo, allora salgono le torri, Venezia che vuole cercare subito il pari. Non è corto, allontana, allunga almeno i chitarristi. Ancora prova ad approfondire, sempre Boschiero, palla nel mezzo, occhio perché il pallone rimane lì. Poi un po' di mischia, pallone all'esterno della rete. Azione un po' confusa in questo caso per il Venezia, poi ci aveva provato Ruggero, anzi si trova di Laura Boschiero, perdono. Riuscito a trovare la porta però. Pallone troppo corto, già recuperato dal Venezia con Trevisol che lavora il pallone, poi lo perde, ancora il pressing del Venezia, la tre quarti offensiva, batti e ribatti, un po' di confusione. Ancora pallone nel mezzo, poi respinto. Prima a toccare una giocatrice del Venezia, dunque ancora 1-0 in favore del Pro Palazzolo. 32 che affida la rimessa alla propria centrale difensivo. Sbaglia anch'essa però il rinvio, adesso come vedete si gioca sull'acqua, qui brutto calcione, rischia di far male in questo caso Silvia Tosatto, che però va a chiedere subito scusa, arbitro che grazie alla giocatrice ha rischiato il cartellino giallo in questa occasione. Dunque Pasquali, lungo, poi Foti, pallone centrale, allontana Canobbio, non benissimo però, subito Ruggero su questo pallone, palla che si ferma, non facilita il lavoro della 31. Poi pallone spedito nel mezzo. Si va da Foti che porta il pallone, litiga con l'acqua Foti, ancora Foti, prova addirittura ad entrare in area di rigore, poi palla nel mezzo, messa da Serra. Provato ad inserirsi Alice Foti. Adesso pallone pronto a essere messo nel mezzo, pallone dentro, arriva prima Martina Paladini ad allontanare, ancora corner. E allora pronta con lo schema, la formazione di Giovanni Brusia. Pallone nel mezzo centrale con Costantino ostacolata dalla propria difesa, poi allontana come può il Venezia, cerca di arrivare su questo secondo pallone, dunque subito Baldan allunga, poi si scivola sul campo, qualche strattone di troppo, insomma una vera e propria battaglia qui oggi al Nereo Rocco. Pallone largo a sinistra dalle parti di Laura Boschiero che tiene il pallone in campo, no, palla che è uscita. Allora sarà Alessia Frecchiami rimettere il pallone in gioco quando abbiamo già superato i primi 12 minuti di gioco. Qui bisogna ribattere, forse c'è un problema. Vedete insomma la pioggia che continua a battere su stadio di Marcon. C'è una pioggia insomma che come ben sapete ha interessato praticamente tutto il nord Italia.
Ancora pallone che poi termina sul fondo, insomma. E qui nessuna grande emozione se non il rigore procurato da capitan Jennifer Serra, che poi Lisa Citaristi ha realizzato. Ancora pallone nella tre quarti con il Venezia che è molto bravo a tenere il pallone nella tre quarti avversaria anche quando il Pro Palazzolo prova ad impostare. Venezia sempre molto alto, cerca di recuperare subito il pallone una volta perso. Adesso rimessa laterale ancora una volta per il Venezia, ancora una volta in quella parte, in quella porzione di campo, con Giorgia Morettin pronta a mettere in gioco il pallone. Chiede l'ingresso all'interno dell'area di rigore, movimento con Boschiero, spalle alla porta, scarica su Morettin, ancora Venezia, pallone nel mezzo, la spizzata! E arriva il pari da parte del Venezia con il gol di Emma Baldan, che col numero 20 trova la rete dell'1-1, ancora un gol per Baldan, il secondo in questa stagione. E dunque 1-1, ottimo il pallone messo dentro da Boschiero. E dunque 1-1 al quarto d'ora, ha pareggiato il Venezia. Dopo il primo squillo al secondo minuto del Pro Palazzolo su tiro di rigore, il Venezia ha cercato fin dal subito dopo aver subito il gol del pari. Alla fine lo ha trovato. Adesso occhio al Pro Palazzolo, già dall'altra parte ancora Pro Palazzolo, prova a mettere nel mezzo con Citaristi che ha portato fino in fondo questo pallone. Poi Diana Grecu ha messo sul fondo la sfera e dunque calcio d'angolo. Palla nel mezzo, corta, attenzione, svirgola Troiano, poi allontana come può il Venezia. E allora occhio dall'altra parte con Trevisol che porta palla, ancora Trevisol, larga a sinistra, si è allargata anche Tosatto. Pallone proprio per lei, ancora Tosatto in contropiede il Venezia. Pallone che poi termina fuori, anzi no, c'è il fuorigioco fischiato a Giulia Trevisol. Le proteste, lo sentite, da parte del pubblico qui presente a Marcon. Dunque si riparte. Ennesima scodellata lunga. Attenzione a qui il Pro Palazzolo che prova ad affondare ancora una volta con Citarristi. Tiro di Citarristi sul palo. Grande occasione per il Pro Palazzolo. Attenzione perché non è finita. Ancora Citarristi. Tiene il pallone, prova ad andare fino in fondo. L'ultima a toccare una giocatrice del Venezia. No, Citarristi. E dunque si riparte dal fondo. Ci era sembrato che l'ultima a toccare fosse una difensore del Venezia ed invece si arriva dal fondo. Ringrazio la nostra regia che ha prontamente risolto il problema. Non lo so, forse questo tocco del Venezia c'era, ma comunque ci rimettiamo al giudizio del direttore di gara che sicuramente avrà visto meglio di noi. Qui rinvio corto da parte di Costantino, poi lotta sul pallone Serra, subito Gastaldin che si è abbassata parecchio per giocare questo pallone. Ragazze in campo che adesso devono gestire anche il controllo della sfera, che è un controllo diverso viste le condizioni del campo totalmente annacquato. Adesso Silvia Tosatto, poi si va da Capitan Gastaldin, ancora Gastaldin, apre a sinistra ma intervento subito fermato da Cattuzzo, poi palla avanti all'indirizzo di Citarristi, arriva prima di tutto Diana Grecu. Ancora rimessa laterale, palla lunga,
per Norris che non arriva, non si fida Grecu e allora preferisce mettere in rimessa laterale e far sistemare la propria difesa. Partita comunque divertente in questo primo tempo. Venezia Calcio 1, Pro Palazzolo 1, fin qui assegno Citarristi sul rigore e poi un bel cross, un invito a nozze per Emma Baldan che ha realizzato il temporaneo 1-1. Rimessa laterale appena battuta, ancora Norris, pallone all'indirizzo di Frecchiami che però è in posizione di offside. Lo sta per scoccare il 20° minuto. Risultato, come dicevamo, di 1-1. Risultato frutto anche di una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Entrambe sono entrate in campo con la consapevolezza che, vuoi per il meteo, vuoi per l'importanza della partita, si tratta di una vera battaglia, ovviamente agonistica e sportiva. Qui occhio all'inserimento di Foti, ancora Foti prova ad andare fino in fondo, una scivolata a vuoto, poi l'uscita da parte di Costantino che va a dare la mano alla propria avversaria. Ottima l'uscita, l'ultima a toccare è proprio l'estremo difensore della formazione veneta e dunque corner. È pronta a mettere in mezzo la sfera Federica Troiano, la specialista dei calci piazzati. Troiano, uno sguardo in mezzo, si muovono le giocatrici, poi occhio alla respinta coi pugni da parte di Costantino. Ancora Troiano che ha recuperato il pallone dentro, vediamo se viene servita, no, ma c'è l'anticipo da parte di Paladini. Ancora possesso pro Palazzolo con Foti che con qualche difficoltà deve gestire questo pallone, mette in difficoltà anche Pasquali. Si riparte da 32, largo a sinistra, a destra, pardon. Stava rientrando Frecchiami. Chiaro è che la pressione del Venezia su questa seconda palla ha portato la formazione di Murro direttamente dall'altra parte del campo. Proiezione da difensiva a offensiva in pochi secondi. Allora, non è rimessa laterale, bensì calcio di punizione fischiato per il fallo di Frecchiami su Boschiero. Dunque, occhio alle torri in mezzo, ben 6 giocatrici venete al centro dell'area lombarda. Tosato mette il pallone in mezzo, coi pugni allontana 32. Poi il pallone viene messo lungo dalle parti di Serra che insegue il pallone. L'ultima a toccare è proprio una giocatrice del Pro Palazzolo e allora si riprende da metà campo con la rimessa laterale a favore del Venezia. Romano lungo il pallone all'indirizzo di Capitan Gastaldin, allontana come può Pasquali. Allora ancora rimessa laterale, Venezia che guadagna metri. Sempre Romano con le mani, chiede palla a Trevisol, la palla è proprio per la numero 9, anticipata, si alza il campanile, poi il pallone messo giù e spazzato via direttamente in rimessa laterale. Cambiano i metri, non la sostanza. Ancora una touche per il Venezia con Flavia Romano per Trevisol. Lavora il pallone in mezzo a 2, Trevisol ne esce bene, ancora la 9 che prova ad andare fino in fondo, triplicata, poi va in porta, respinge 32. Grande azione qui in solitaria di Giulia Trevisol. Adesso prova a ripartire il
Pro Palazzolo con Citarristi che lavora questo pallone nel fango. Ancora la 9 allarga a destra dalle parti di Frecchiami, che prova ad andare lungo per Norris, anticipata, rimessa laterale in favore delle Lombarde. Abbiamo rivisto qui gran botta di Giulia Trevisol, ben posizionata però la numero 32, che porta nel numero di maglia anche il proprio cognome, Elisabetta 32. Un profilo molto interessante questo del Pro Palazzolo, portiere che ha dato fiducia in queste prime uscite, classe 2005. Attenzione a questo pallone lungo, deve uscire proprio 32 che raccoglie la sfera con le mani per evitare guai peggiori. Va lungo dalle parti di Norris che lavora questo pallone, calcio di punizione con Moretin che esagera sulla 19 palazzolese. Adesso punizione già battuta di prima, prova a lavorare questa sfera Cattuzzo, poi pallone perso, si lotta in mezzo al campo, c'è un contatto e difatti calcio di punizione in favore del Venezia quando siamo già arrivati al 25esimo minuto. Il tecnico che chiede il silenzio o comunque meno proteste sulla panchina del Venezia, avvertimento del direttore di gara Mister Murru. Partita molto sentita questa, con in palio punti pesanti per il proseguo della stagione. Sandwich su Biffi da parte delle due giocatrici del Venezia. Si lamenta Federica Biffi, fallo abbastanza netto, fischiato. Mentre arriva qualche prima notizia dai campi, ovviamente notizie non ufficiali ma che abbiamo ufficiose, col Trento che sta vincendo sull'Azzurra San Bartolomeo 1-0, Tavagnacco che sta vincendo la formazione delle Dolomiti Bellunesi, così come il Treviso su Real Vicenza, e pare che anche il Südtirol stia vincendo in casa contro il Chievo Verona. E ad ora la notizia è lo 0-0 tra Garlasco e Robica. Qui calcio di punizione, guadagna metri e cartellino giallo per Paladini. Calcio di punizione abbastanza netto, era scappata via Jennifer Serra, messa giù per evitare guai peggiori. Qui ha speso il proprio giallo Martina Paladini. Continua il tifo incessante, i tifosi del Venezia dare manforte alle proprie ragazze. Federica Biffi e non Federica Troiano, solitamente Troiano la specialista dei calci piazzati, però è che da distanza molto lunga Biffi col destro mette il pallone in avanti, allontana la difesa veneta, ancora Biffi, non controlla il rimbalzo, rischia qualcosa, poi alza un pallonetto all'indirizzo di Serra, gestito male qui il pallone da parte di Gastaldin. Dunque Foti, eccola qui, 14 nella regia, nostro Marco Bella che ringrazio. Serra va duro, questo contrasto ne esce con una rimessa laterale, ancora qualche metro guadagnato dal Pro Palazzolo con Foti con le mani. Qui palla centrale lavorata ancora da Citarristi che prova a sfondare poi dalle retrovie, ancora Catuzzo, allontana però il Venezia, non è finita.
Frecchiami per Norris. Norris che prova il dribbling, fermata, ancora rimessa laterale. Frecchiami che va a battere sull'out di destra. Lungo il pallone per Lisa Citarristi. Pallone corto, allontanato male qui dal Venezia. Allora Pro Palazzolo che può ancora nuovamente riproporsi in avanti. Foti, poi Troiano per Norris che si schianta con la propria avversaria. Gran botta qui, rimane giù Giorgia Morettin, se non vado errato, sì, proprio la Morettin che rimane a terra. È andata molto dura Norris in questo contrasto, tutto regolare, ma è chiaro che la botta c'è stata. Dunque gioco fermo. Sembra toccarsi una costola, comunque il fianco. Moretin. Alza il pollice, staff tecnico, cerchiamo di capire che difficoltà ci sono. Qui forse Morettin ha preso anche un colpo alla testa. Insomma, duro scontro prima, grandi difficoltà, forse ci sarà un cambio addirittura. Penso che il medico del Venezia stia indicando alla panchina che può continuare a giocare. Chiaramente da qui no, sembra ha preso un colpo, prima si toccava la costola, adesso la testa, probabilmente nello scontro o in caduta. Battuto la testa, si riprende a giocare, pallone lungo, non riesce però a far sua la sfera Citaristi. Ed allora Raisa Costantino può rimettere in gioco il pallone, andrà con i piedi lungo. Allontana Canobbio, controlla il rimbalzo Grecu, poi si rimane lì, ne esce bene Gastaldin, salta la prima avversaria Gastaldin, poi va larga a destra con Tosatto che rientra, ancora Tosatto si affida a Romano, pallone poi messo lateralmente da Foti, non Romano ma Baldan, autrice del gol del momentaneo 1-1. Lo siamo già alla mezz'ora, questo Venezia Pro Palazzolo 1-1. Prima Lisa Citarristi, al secondo minuto il tiro di rigore realizzato in maniera molto fredda, secca la conclusione di Lisa Citarristi. Poi al quarto d'ora, diversi tentativi, il Venezia ha provato il pari con Emma Baldan. La lunga in rimessa laterale, Alessia Frecchiami, ancora una rimessa con Morettin direttamente da Trevisol. Poi c'è una respinta, la 9 tiene in capo il pallone, si gira Trevisol, ancora Trevisol sulla linea di fondo, pallone nel mezzo, 32, controlla la sfera in due tempi, ma secondo l'arbitro il pallone era già uscito, dunque si riparte dal fondo, già battuto, Pasquali, lunghissimo, in anticipo Paladini che però controlla male il pallone, anche sicuramente per colpa del terreno di gioco. Poi prova a scappare via il Venezia con questo pallone lungo, praticamente in questo caso Diana Grecu è andata a rinviare la sfera, pallone che ha sbattuto sul direttore di gara e poi ha rimbalzato dritto nello stomaco della 4 del Venezia, che sicuramente
felice non era della presenza del direttore di gara. Si riprende però, torniamo sul campo con Laura Boschiero che mette giù questo pallone. Trevisol prova a lavorare la sfera, va a smistarla alla propria destra, ma è stata anticipata da Troiano che ha già lanciato Lisa Citaristi. Attenzione, Citaristi, uno sguardo in mezzo, pensa di andare a rimorchio, anticipata però da Giorgia Morettini che legge le intenzioni della 9 lombarda. Riesce a fermare almeno per il momento l'avanzata del Pro Palazzolo. Poi Biffi di prima intenzione alla ricerca di Serra che stringe parecchio quando Citaristi affonda sul lato di destra. Eccola qui Serra, adesso prova a giocare con il rimbalzo. Serra anticipa a Romano, ancora Serra riporta il pallone sulla tre quarti al limite dell'area sulla sinistra, poi si appoggia. Serra raddoppiata, adesso triplicata, prova a uscire da questa situazione il Pro Palazzolo come può in mezzo Catuzzo, poi riconquista il pallone Gastaldin, ma solo per un attimo. Ancora Foti, si lotta in mezzo al campo. Foti, uno sguardo in mezzo, poi preferisce ripartire dalle compagne. Altra finta, manda al bar l'avversario. Allora Foti lotta anche con l'acqua, poi messa giù, si gioca, non c'è fallo. Allora Biffi da lontanissimo, azione manovrata del Pro Palazzolo che prima con Serra poi con Foti ha fatto correre e anche parecchio le proprie avversarie. Alla fine Biffi ha cercato il gol della domenica, una conclusione da molto molto distante, palla che si è impennata. Dunque al 36esimo praticamente Venezia 1, Pro Palazzolo 1, ancora sul pari con le reti di Citaristi e Baldan. Adesso palla messa in avanti dal Venezia, riconquistata subito dal Pro Palazzolo, batti e ribatti. Venezia che prova a uscire, ma c'è un calcio di punizione in favore del Pro Palazzolo. E allora Federica Troiano pronta a battere. Troiano corto dalle parti di Norris che si è sganciata, poi Frecchiami sempre in sovrapposizione su quella fascia. Tanta corsa per la 39 che continua senza sosta a farsi tutto il campo. Adesso palla per Citaristi, pallone nel mezzo, non arriva per un soffio Jennifer Serra, ci mette una pezza, in questo caso Paladini ha rischiato tantissimo. Qui rivediamo Citaristi che va sul fondo, poi ci ha messo il piede Paladini rischiando anche qualcosa in termini di autogol. Insomma, stava per mettere un erroraccio, invece grande copertura difensiva. Qui in due tempi rischia un pizzico Costantino, che poi vuole andare subito lunga. Costantino, rimbalzo controllato meravigliosamente da Gastaldin, poi Tosato non riesce a tenere con sé il pallone. Adesso bisogna recuperare il pallone dopo che Tosato lo ha allontanato, insomma non un gesto bellissimo. Qui qualche metro in più per Foti che è pronta a battere questa rimessa dal fondo per Citaristi. Si fida ma solo per un attimo del rimbalzo Paladini, poi occhio a Gastaldini, c'è spazio ancora Gastaldini, uno sguardo a sinistra, va da Trevisol, allontana come può la difesa del Pro Palazzolo, ma non è finita. Subito Baldan prova a puntare l'uomo, poi l'ultima a toccare probabilmente proprio la 20. Sì, è così. Allora Frecchiami ha già il pallone tra le mani. Frecchiami, pallone per Citaristi, messa giù, calcio punizione per Palazzolo. Si lamenta Citaristi con la propria avversaria, se un colpo di troppo, già battuto questo calcio piazzato. Subito Norris sul lato di destra, anzi si tratta di Serra, fino in fondo respinge come può Costantino.
grande occasione per il Pro Palazzolo, con Serra che ha ben gestita questa sfera, poi ha cercato di incrociare, si è fatta trovare ben posizionata da Isa Costantino. Qui rivediamo, Serra gestisce questo pallone, salta la propria avversaria e poi col destro incrocia, ma non abbastanza, è ben posizionata, dicevamo, Costantino. Adesso occhio ancora al Pro Palazzolo che crede nel gol del 2-1, palla per Serra, ancora Serra messa giù, non c'è calcio di punizione. Costantino, lungo, subito Catuzzo, e Pasquali deve gestire il pallone, va da 32, svirgola, ma comunque allontana, allora Foti riesce a gestire la palla. Ancora Foti, pressata da Tosatto, poi Gastaldin le sdratica il pallone dai piedi, ancora Gastaldin, larga a destra da Tosatto per Trevisol, sul fondo Trevisol, pallone nel mezzo, non tocca 32, palla che era già fuori oltre la linea del fondo, e dunque 5 minuti più recupero alla fine del primo tempo, 1-1. Al fondo pensa Letizia Canobbio. Ancora dal fondo, ancora Canobbio, palla lunga, subito riconquistata, Baldan, prima Gastaldin, poi pallone per Tosatto, prova ad allontanare la difesa lombarda, Beffi come può, l'indirizzo di Citarristi, occhio a Citarristi, tu per tu con Greco, Citarristi messa giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Proteste da parte della panchina lombarda, ma ancora Venezia. Pallone per Tosatto che gestisce la sfera, Tosatto larga a destra, arriva in sovrapposizione Romano, ancora Romano, allunga come può Arianna Catuzzo, che si è fatta tutto il campo per arginare l'avanzata di Romano. Pallone giocato corto, Gastaldin per Tosatto che dà uno sguardo in mezzo, dentro, poi c'è una mischia, ancora arriva Trevisol, gestisce il pallone in mezzo a due, allontana la difesa lombarda, non è finita però, ancora Romano per Tosatto, c'è anche Gastaldin, Gastaldin di prima intenzione, rischia qui 32, un cross che stava per diventare un tiro, 32 non si fida, va con i pugni. Ma secondo l'arbitro il pallone era già uscito, non so, spero che abbiamo una prospettiva diversa. Siamo già dall'altra parte, occhio a Norris, Citarristi, pardon, che imbuca per Serra. Poi qui pallone messo fuori, allora può prendere campo il Pro Palazzolo che negli ultimi 5-7 minuti stava subendo e non poco. La pressione e l'offensiva del Venezia. Ancora rimessa laterale. Con la solita Frecchiami a battere. Si sgancia Citarristi per non dare punti di riferimento
ad affollare l'area come sempre sia Norris che Serra. Ancora palla corta, poi cercava il corner Catuzzo, ma di fatto non ha toccato nessuna giocatrice del Venezia. Rimessa dal fondo, tra poco scopriremo l'entità del recupero qualora ve ne sia, anche se bisogna essere onesti, a parte il colpo subito da Morettin si è giocato tantissimo in questo primo tempo, poche le perdite di tempo da parte delle due squadre. Qui rinvio non perfetto da parte di Costantino, che comunque se la cava, poi Biffi protegge il pallone, ancora Biffi dalle parti di Foti, anticipa il Venezia, subito lanciata in avanti Tosatto, ancora Tosatto, anticipata, poi si prende la rimessa laterale, ultima a toccare proprio Pasquali, già battuta questa rimessa laterale per Trevisol, spalle alla porta, ancora Trevisol, vicino alla linea di fondo, sgancia per Tosatto, pallone nel mezzo, allontana con i pugni 32, ancora Venezia che sta provando l'ultimo forcing in questo finale di primo tempo, ultimi assalti da parte del Venezia, che però deve stare attenta e non scoprirsi, perché come in questo caso prova a scappare via Citaristi. Gestita bene però la situazione dalla 4 del Venezia Grecu. Allora Tosatto per Romano, spalle alla porta, preferisce appoggiarsi 1-2 che non si chiude perché nel frattempo Foti ha rubato il tempo a tutti, prova la percussione, batti e ribatti, ancora Foti, allarga a destra dove però c'è solo mister Giancarlo Murru in piedi sotto la pioggia, ancora a dare indicazioni, di come Giovanni Brusia, entrambi i tecnici che abbiamo sentito nel pre-partita. Vi ricordo che al termine del primo tempo, durante la pausa, sentiremo le interviste della coordinatrice Lega Nazionale Dilettanti, coordinatrice giornalistica per questa partita, Vita Locantore, i dirigenti Peter Camilli e Andrea Orio, rispettivamente dirigenti del Venezia e del Pro Palazzolo. 2 minuti di recupero, così ha indicato il nostro coordinamento. Ora si giocherà fino al 47esimo. Messa laterale, il pallone già uscito. L'hanno messo adesso al centro dell'area, lontana però Palazzolo, dicevamo l'ultimo assalto da parte del Venezia che insiste ancora sull'out di destra. Porta il pallone Baldan poi centrale a cercare Tosatto, che però è in posizione irregolare e allora preferisce non giocare. Dall'altra parte occhio a Serra e la sua corsa, ancora Serra, si allunga il pallone, ancora Serra, punta l'uomo, raddoppiata, prova ad andare dalle parti di Norris. Pallone respinto, poi Trevisol, c'è ancora una posizione di offside su Giulia Trevisol, le proteste anche di Silvia Tosatto. Dunque Canobbio andrà a lunghissimo, ultimi secondi di questo primo tempo, 1-1 fin qui. Lungo per Citarristi. Poi Costantino va a lungo, ma finisce così il primo tempo. Venezia 1, Pro Palazzolo 1, un primo tempo divertente che ha visto subito al secondo minuto andare in vantaggio il Pro Palazzolo con il rigore realizzato dalla numero 9 Lisa Citarristi. Poi al quarto d'ora di gioco Emma Baltan ha pareggiato i conti ed allora lo vedete, le squadre vanno a prendere un tè caldo, lo facciamo anche noi visto il freddo del Nereo Rocco di Marcon.
ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi durante la pausa perché ai nostri microfoni sono intervenuti il direttore generale del Venezia Calcio Peter Camilli ed il direttore sportivo del Pro Palazzolo Andrea Orio. A tra poco. Dopo le parole del mister Brusa abbiamo qui il direttore sportivo Andrea Orio. Buongiorno a tutti. È una squadra in continua crescita, quella del Pro Palazzolo. E quali sono gli obiettivi della sua squadra? Allora, gli obiettivi della squadra sono innanzitutto continuare a crescere, a costruire un ambiente sereno e quindi continuare la nostra crescita, che è un percorso nato l'anno scorso quando è nata la squadra, per proseguire negli obiettivi che la società si è prefissata. Qual è la vision che la società ha per il settore femminile? Allora, la società per il settore femminile ha una bella vision perché comunque sia ci crede molto e crede che possa diventare un pilastro della Pro Palazzolo, quindi si cercherà di andare a chiudere il più velocemente possibile con il vivaio nel settore giovanile per avere quante più ragazze che possano esordire poi in prima squadra. Già oggi avremo in formazione iniziale una ragazza del 2008 che è Alessia Norris, che proviene dalla nostra Juniores. Lodevole progetto. Quali sono gli errori da non commettere durante la crescita della squadra? Sicuramente non avere fretta e continuare nel nostro percorso, quindi non cercare subito degli obiettivi importanti, ma di avere la possibilità di poterci consolidare e crescere anche sui nostri errori che faremo durante il percorso. Bene, grazie. Grazie a voi. Siamo in compagnia con il direttore generale Peter Camilli del Venezia 1985. Quali sono le ambizioni della società per questa stagione? Allora, guarda, il livello di questo campionato è altissimo, specialmente in questo girone. Le ambizioni sono arrivare prima possibile a essere nel sicuro e poi partita dopo partita riuscire ad arrivare più avanti possibile. Queste sono le nostre ambizioni. La seconda ambizione importante, anzi ne approfitto di questo evento per ringraziare tutte le ragazze che sono rimaste con noi, dalla più piccola alla più grande, che stanno facendo di tutto per far inserire le nuove e quindi a loro va un ringraziamento di cuore. Voglio ringraziare anche le tante ragazze nuove che sono arrivate per l'impegno e la professionalità che hanno e spero che riescano a sempre essere così, sorridenti. Prima del giocatore noi abbiamo cercato le persone e sono contentissimo, però un plauso particolare va alle ragazze che sono rimaste con me, che sono state sempre al mio fianco quest'estate e stanno facendo di tutto per creare un gruppo importante. Tutto qua. Bene, sono il motore dell'attività. Qual è il progetto che la società sta costruendo a questa promettente squadra? Il progetto, noi è dall'85 che esistiamo, quindi il progetto è partito tanti anni fa, di rimanere sempre a un livello alto, di poter dare la possibilità alle giovani di poter crescere, magari qualcuno di fargli prendere un treno importante. Il nostro progetto è poter vedere qualcuno delle nostre piccole riuscire ad arrivare al sogno. Questo è il progetto della società. Bello, belle idee, tante belle iniziative. Grazie, Prego, è stato un piacere, grazie a voi. anche per noi.
storia del monitor. Vabbè. Ormai che abbiamo fatto fin adesso. Sulla statistica. Scusa, ma chiedi se possiamo abbassare sulla qualità. No. Non hai una SDI qua? Con la SDI si vede la ma non no, dopo mi provo a convertirle dai, ma no, non è così. Perché comunque si incontra cazzo sono i nostri non ce le vedo. Non è che stiamo registrando in 4K, aspetta, tanto adesso ho la metà. No, anche a me ricorda, l'ho fatto una volta e anche a me io ricordo. Ah, ma se tu le sei ricordato. Perché non abbiamo provato prima sta roba? Di solito non eri solo comandato quando lo sta registrando in 4K poi dici aspetta non mi mando più fuori a segnale però guarda prova a guardare registra Olcio là no è la mia questa guarda questa è in nero Olcio adesso guarda sì Dio no vabbè però di solito lo sigle robe cosa posso aspetta c'è una roba di questo genere se metto un monitor PVC in questo intanto così che metto un monitor qua più vicino così il monitor sta più comodo vero? Se facciamo come abbiamo fatto se non devo stringere stiamo così no, se devo stringere stiamo così però vabbè se vuoi li mettiamo comunque poi davanti tanto se tu me la cambi sì, ce l'ho qua o no? Non vedi comunque metto in linea metto l'obiettivo palla metto in linea se vuoi non se no sì che spostiamo tutto no? Noi non toccavo fai te cosa fai con l'altro cavo? Sì? Cosa devi fare? Guarda qua il monitor
Ancora in diretta dal stadio Nereo Rocco di Marcon, 1-1 tra Venezia e Pro Palazzolo, squadre che hanno invertito il cambio. Ci sarà un cambio di gioco, pardon, il gioco di parole. Ci sarà una sostituzione tra le file del Palazzolo. Così pare, sì. Allora adesso andremo a capire chi prenderà il posto di Arianna Cattuzzo. Probabilmente sarà Camilla Tengattini ad entrare. Dunque fuori Catuzzo. Fuori Arianna Cattuzzo, confermo. Ed allora dentro la classe 2003 Camilla Tengattini. Questo è il primo cambio del match, si riparte dall'1-1. Arbitro che è pronto a fischiare. Citaristi dà il via al secondo tempo con il Venezia in maglia color panna molto chiara e pantaloncino granata. Dall'altra parte invece il Pro Palazzolo, maglia grigia di inserti blu. Pro Palazzolo che attacca da sinistra verso destra, viceversa da destra verso sinistra il Venezia. Qualora vi foste collegati solo in un secondo momento, nel primo tempo al secondo minuto Citaristi ha realizzato il gol dell'1-0 su calcio di rigore. Successivamente poi al 15° minuto Baldan ha pareggiato i conti con una spizzata al volo che ha battuto 32, estremo difensore del Pro Palazzolo. Si riparte dunque, squadre stanno approcciando una nuova situazione dopo la fase di stallo importante. Adesso Frecchiami, lao di destra dalle parti di Norris. Ancora Frecchiami. Pallone corto per Citaristi, in mezzo. Lontana la difesa, non è finita. Ancora Frecchiami. C'è un tocco, l'ultimo a toccare è proprio la 39. E allora si andrà dal fondo. Alessia Frecchiami, classe 2004. È stata lei l'ultima a toccare. Costantino. Ancora Pro Palazzolo che recupera il pallone rapidamente, la palla avanti per Citaristi che gestisce questa sfera. Citaristi si appoggia su Norris, allontana poi il Venezia almeno per un istante. È ripartito il tifo qui in tribuna. Ancora Frecchiami. Tocca il suo primo pallone Tengattini. Questa laterale ancora in favore delle Lombarde. Frecchiami centrale. Subito Norris, palla in mezzo, respinta, corner. Il primo, questo secondo tempo fra Venezia e Pro Palazzolo. Tra poco daremo anche uno sguardo a quello che succede sugli altri campi, perché ci sono varie notizie ufficiose da dare. Qui Biffi pronto a mettere in mezzo il cross direttamente tra le braccia di Costantino.
prova ad impostare il pallone qui, occhio alla svirgolata della difesa del Pro Palazzolo che poi in qualche modo ci mette una pezza. Foti che ha trovato il pallone, adesso sfera in avanti, allontana Grecu, era rimessa laterale, qualche protesta all'inizio del direttore di gara da parte di Gastaldini che va a chiarirsi con l'arbitro. Era rimessa laterale, Brecchiami, un altro cambio però stavolta per il Venezia, fuori Silvia Tosatto, al suo posto entra con il numero 8, ne avevamo detto, ne avevamo parlato nel pre-partita, Elisa Dalla Santa. E fuori Silvia Tosatto, dentro la classe 94 Elisa Dalla Santa. 2 gol per lei in questo avvio di campionato, in cui la miglior marcatrice con Baldan che oggi ha realizzato la seconda rete. Qui Gastaldini tiene il pallone in gioco ma poi lo consegna a Frecchiami, col tacco ci prova il Pro Palazzolo, in particolar modo Serna. Poi c'è un calcio di punizione per il fallo commesso da Canobbio che rischia il cartellino giallo, non arriva l'ammonizione. Leva il giallo ovviamente il pubblico qui del Nereo Rocco, dico casalingo. Così non è però, pronta a mettere in gioco il pallone Ruggero, lungo dalle parti di Paladini. Avanzata parecchio. Adesso subito Ruggero, rimessa laterale al centro, Gastaldin prova a gestire, Gastaldin, occhio a questo pallone filtrante, poi 32 aspettava la sfera che si è fermata al centro, come vedete è aumentata la pioggia qui a Marcon. Adesso si è fatta sempre più battente, davvero difficile gestire il pallone. Calcio di punizione, penso si veda anche dalle camere, insomma una pioggia molto molto forte che ha caratterizzato le ultime ore, diversi disagi a causa di queste piogge, praticamente tutto l'Italia. Occhio alla ripartenza del Pro Palazzolo, palla nel mezzo, gestito da Troiano, ancora Troiano prova a scaricare, poi pallone messo dentro, non arriva nessuno, e ci ha provato Tengattini, nulla di fatto però, anzi si trattava di Jennifer Serna di Dovenia, cercato una testa tra le proprie compagne, l'ha trovata però qui, situazione complicata per Costantino che allontana il pallone, poi ancora Pro Palazzolo, batti e ribatti nella tre quarti con Biffi che lotta sulla sfera, allarga bene, poi Boschiero che prova a uscire, arriva Frecchiami, adesso c'è un vero e proprio ping pong fra le due formazioni. Norris prova a scarpar via, non si fida per nulla Ruggero, in questa ultima fase si è abbassata parecchio, si è un po' ridisegnata. Adesso cambieremo con voi la formazione di Mister Murru. Abbiamo la nuova tattica chiesta dal tecnico delle Venete. Qui ancora però Frecchiami, pallone nel mezzo, si alza un campanile, prova ad anticipare tutti Norris, poi da lontanissimo ci ha provato il Pro Palazzolo con la botta Alice Foti, tiro improvviso della 14. Sta per scoccare il 10° minuto di questo primo tempo,
Ancora 1-1, partita imballata, sicuramente la pioggia non aiuta. Ancora fortissima la pioggia che aumenta proprio di secondo in secondo. Per adesso si gioca, ma vediamo se l'arbitro fermerà la partita. Si continua a giocare. Pallone messo a terra da Troiano, ancora Troiano. Cerca una compagna, non trova nessuno. Una giocatrice in maglia bianca, pallone che rimane lì. Poi in spaccata Grecu allontana almeno per un attimo. Prova ancora ad affondare Troiano. Pallone in rimessa laterale. Arbitro che non se la sente di interrompere. Per adesso il pallone rimbalza. La visibilità, anche se non ottima, comunque c'è. I presupposti per continuare a giocare ci sono. Allora pallone nel mezzo col Pro Palazzolo che sta provando a fare la partita. I Citaristi, anticipata. Allora ancora Pro Palazzolo dalle parti di Norris che scivola. Difficilissimo adesso stare in piedi. Lotta sul pallone della Santa. In avanti. Poi ancora Pro Palazzolo. Qui pallone lungo ancora dalle parti di Trevisol. Poi esce benissimo Alice Foti. Pallone allungato dalle parti di Troiano. Si riparte da dietro, c'è un calcio di punizione per questo contatto su Alessia Norris. Graziata in questo caso Gastaldin. Va a chiedere scusa, va a sincerarsi delle condizioni anche Trevisol. C'è un altro cambio, fuori la numero 19. Poi andiamo a notificare fuori Alessia Norris al suo posto. Tratta con la maglia numero 11 per il Pro Palazzolo. Si tratta di Laura Paris. Non cambia l'assetto tattico del Pro Palazzolo, con Paris che andrà sempre sull'out di destra. Messa laterale, corto da Della Santa, allontana difesa lombarda. Ora Della Santa, corto, uno sguardo in mezzo, c'è un tocco forse col braccio, comunque calcio d'angolo. E allora altra occasione per il Venezia. Con Pro Palazzolo che nei primi 10 minuti ha fatto la partita, portandosi più volte nella metà campo avversaria, senza però trovare vere nitide occasioni. Adesso invece il Venezia sta crescendo, vediamo quanto influiranno i cambi. Quanto potranno influire sul risultato. Pallone nel mezzo, anticipata anche 32 dalla propria compagna. Pallone che termina in rimessa laterale direttamente dal corner. È stato un tocco appunto dalla difesa lombarda. Adesso la sfera è già messa in gioco. Trevisol, memoria in mezzo, in qualche modo prova ad uscire il Pro Palazzolo. Frecchiami, lungo, respinta, poi ancora Canobbio, preferisce mettere il pallone il più lontano possibile. Serna, palla al piede, ancora Serna.
prova ad allargare, poi si ferma, riparte Biffi di prima dalle parti di Paris. Pallone dentro per Serna che prova a far suo questo pallone. Baldan però è puntuale nell'anticipo. Allora ancora Baldan direttamente lungo. Pallone in rimessa laterale. C'è un altro cambio per il Pro Palazzolo. Fuori Alessia Frecchiami che ha dato tantissimo a questa partita. Adesso capiremo chi entrerà al suo posto. Fuori Frecchiami. Il pallone messo nel mezzo, poi fatto suo. Al suo posto è entrata Letizia Angoli. La maglia numero 3. Prendere proprio il posto di Frecchiami. Ora Venezia che prova a rimpostare. Dunque fuori Alessia Frecchiami, dentro Letizia Paris. Mentre Venezia si riaffaccia in avanti. Centrale, gestisce questo pallone. Ancora una volta Trevisol. C'è una deviazione lombarda, dunque altro corner con il Venezia. Dicevamo che negli ultimi minuti è cresciuta parecchio. Trova un altro corner. Rallentato un po' la pioggia. Si gioca un po' più di visibilità adesso. Palla direttamente all'indirizzo di 32 che respinge a pugni chiusi. Altro giro, altro corner. Stavolta arriva anche Piastaldin. Sarà lei probabilmente a battere. E la Santa lascia piacere il compito alla numero 10. Attenzione perché ci sono delle proteste da parte della formazione Pro Palazzolo. Occhio a questo corner. Pallone sul secondo palo. 32, non arriva la palla, rimane lì. Grande occasione per il Venezia, che arriva a 2 passi dal gol. Impatta male con la sfera Boschiero. Allora occhio al Pro Palazzolo che prova a ripartire. Pallone messo lungo per Serna. Poi Tengattini cambia lato, va dalle parti di Troiano che guarda la porta. Troiano da lontanissimo sul fondo. Altro tentativo del Pro Palazzolo che, come nel primo tempo, sta provando ad attendere le avversarie e ripartire in contropiede. Qui rivediamo, qui non era Boschiero, pardon, ma Grecu, che da pochi passi, vedete, si tocca col piede ma non riesce a indirizzare. Probabilmente avesse chiuso un pizzico in più il piede in direzione della porta, staremmo già commentando il 2-1 del Venezia. Occhio a quest'altra occasione, qui grande copertura d'esperienza, poi sbaglia, si complica la vita, un po' di pioggia, cade giù dalla Santa, non c'è nessun fallo, si continua. Baldan, poi Trevisol, messa giù, niente, anche qui arbitro si becca le proteste dello stadio, ma secondo
direttore di gara non c'è, non ci sono gli estremi per il tiro di rigore. E dunque occasione da un lato e dall'altro. Prima Troiano, poi dall'altra parte bell'inserimento da parte della Santa. Insieme ovviamente alla 9 Trevisol. Qui c'è un fallo in favore del Pro Palazzolo. Abbiamo già passato da qualche minuto l'ora di gioco. Venezia Calcio 1, Pro Palazzolo 1. E dagli altri campi arrivano varie notizie che adesso andremo a capire insieme, perché a quanto pare l'Orobica sta ancora pareggiando 0-0 sul campo del Garlasco, mentre il Trento ha raddoppiato sull'Azzurra San Bartolomeo, così come il Villorba Treviso che ha raddoppiato 2-0 sul Real Vicenza Women. Situazione invariata sugli altri campi. Occhio qui a Paris, ancora Paris punta la propria avversaria di un soffio, palla che sfiora il primo palo, termina alle spalle di Costantino. Avrebbe potuto fare davvero poco qui estremo difensore. Rivediamo qui Paris punta la propria avversaria e poi col sinistro va fortissimo all'indirizzo di Costantino. Altra grande occasione, una partita molto divertente, quella del Nereo Rocco di Marcon, con le due formazioni che più volte sono andate vicine al gol del nuovo vantaggio. Paris spaccando la partita, la 11 lombarda prova l'inserimento con la palla filtrante per Serna. La rimessa laterale. Già battuta, palla messa giù. Biffi, poi si complica un po' la vita il Pro Palazzolo con Angoli, perde il pallone, calcio di punizione atterrata in maniera irregolare Tengattini. Qualche protesta qui da Capitan Gastaldin, questo contatto. Vedete anche le condizioni del campo, questa inquadratura, questa regia visibilmente zuppe d'acqua. 68esimo minuto di gioco, adesso Troiano potrebbe andare col sinistro. Ancora Troiano, concentratissimo questo pallone. Va Troiano da lontanissimo, pallone sulla barriera. Allora Paris prova ad accelerare, ancora Paris punta l'avversaria, sempre Paris. Ancora gioco di gambe, Paris poi va in mezzo da Serna, non arriva la 31 anticipata con Grecu che risolve una brutta situazione. Ma ancora Pro Palazzolo con Paris, pallone nel mezzo, Serna lavora, spalle alla porta, prova a girarsi la 31, ancora Serna, Serna si gira, poi Gassaldini in qualche modo si improvvisa centrale di difesa e allora consegna il pallone a Trevisol che deve far salire la propria squadra. Larga a sinistra dalle parti di Ruggero. Poi ancora lungo il pallone che scorre, non arriva per un soffio Lisa Citaristi. Ed allora Costantino è già andata lunghissima.
Si lotta sul pallone come può in avanti Tengattini. Poi Troiano non arriva sulla sfera, il suo soccorso arriva Serna. La sovrapposizione di Angoli che è ancora fresca e può dare tanto a questa partita. Angoli fino in fondo, non c'è calcio di rigore, contatto non viene giudicato irregolare. Arbitro che chiede l'intervento da parte dello staff medico. Chiaramente le palazzolesi chiedevano un calcio di rigore, anche se è abbastanza evidente, il contatto è pulito. Andiamo a rivedere, questo però è il tiro di Paris di qualche minuto fa. E qui il Pro Palazzola è andato vicinissima al gol del 2-1. Forse questa è l'occasione più nitida insieme al tiro da pochi metri di Grecu. Le due azioni più nitide del secondo tempo. Adesso Angoli deve lasciare, almeno per questa azione, il terreno di gioco. Si va con il corner. Pallone nel mezzo, sul primo palo. Prova ad anticipare tutti Serna, poi batti e ribatti. Si gioca in un fazzoletto di campo. Qui c'è il calcio di punizione. Fallo commesso da Laura Paris. Dunque Venezia che può ritrovare ossigeno. Paris che ha commesso fallo ma sembra essersi fatta male. Negli ultimi minuti era cresciuto parecchio la squadra di mister Giovanni Brusia. Ancora Pro Palazzolo. Giro palla. Tengattini. Prova a uscire il Venezia. Ancora Grecu che avanza di poco. Arriva dura in questo caso Trevisol che commette fallo col ginocchio alto. Dunque Biffi. Pronta a battere questo calcio di punizione. Lunga la sfera. Va Serna, prova ad imbucare, trova però ancora un'ottima fase difensiva per il Venezia che adesso prova a scappare via con la corsa di Trevisol, pallone molto lungo, arriva puntualissima Elisabetta, 32, pronta a rinviare. Lunga la sfera. Serna, poi protegge il pallone e scappa via Gastaldin con un gioco di magia. Ancora Gastaldin, non riesce a allontanare il Pro Palazzolo. Bella l'imbucata, perde la Santa in qualche modo da ultima della propria difesa. Ha pensato Foti, ma non è finita ancora con Boschiero. Però è proprio la 11, l'ultima a toccare, rapidissima a battere Angoli. Allora direttamente dalle parti di Laura Paris, anzi pardon, di Serna. Qui il pallone va per Citaristi, tocca Grecu quanto basta per mettere in corner e poi Grecu che esulta e come avesse segnato. Non era una situazione comoda per la difesa delle padrone di casa. 1-1 quando stiamo per arrivare ed entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Venezia e Pro Palazzolo ancora ferme sull'1-1. Perfetta parità che dura dal 15° del primo tempo. Qui pallone nel mezzo, allontana la difesa veneziana. E allora ancora Lombarde proiettate in avanti. Troiano. Va corto da Serna. Ancora Serna, scarico su Biffi che deve sistemare questo pallone. Può allargare per Angoli che ha tutto lo spazio addirittura per andare in porta. Tiro sicuramente
non irresistibile, quello di Letizia Angoli, che comunque ha tentato fortuna dalla lunga distanza. Costantino, pronta a rinviare. Pallone allungato dalla difesa veneta, già riconquistato però dal Pro Palazzolo con Pasquali che prova una piccola serpentina. Pioggia che si è fermata qui Nereo Rocco rispetto all'acquazzone di inizio secondo tempo. Adesso si gioca anche più facilità alla sfera. Adesso batti e ribatti, Venezia che si propone in avanti. Una giocatrice che rimane a terra, si sta rialzando, si tratta di Troiano. Occhio a Trevisol, in mezzo a due, ancora Trevisol, difficile sradicare il pallone alla 9, poi subito Gastaldin larga a destra per Dalla Santa. Ancora Gastaldin che adesso deve mettere una pezza, qui il pallone si ferma sul campo, allora vuole e può approfittarne il Venezia da lontanissimo, poi prova ancora il Venezia. Entrambe le squadre hanno difficoltà ad avvicinarsi alla porta avversaria, forse un po' meglio in questo secondo tempo il Pro Palazzolo. Ci sono altri cambi, così sembra, sì, per il Pro Palazzolo. Pronta a entrare la numero 26, Anastasia Roselli. Stacio Roselli. Adesso capiremo chi prenderà il posto. Qui pallone recuperato da Trevisol che scappa via la propria avversaria. Ancora Trevisol, punta la porta. Trevisol, in mezzo c'è Dalla Santa. Trevisol si dimentica il pallone, poi lo lavora con la suola. L'ultima a toccare probabilmente una giocatrice del Pro Palazzolo, ma la palla non è uscita. Trevisol cerca ancora il pallone e probabilmente è proprio la numero 9 a toccare. Sì, così pare. Allora, rimessa dal fondo, già battuta. Un quarto d'ora o poco meno alla fine. Foti allunga, c'è un contrasto, Paris che cade a terra ma non c'è fallo, si continua. Poi ancora Foti a mettere in rimessa laterale. Dalla Santa anticipata ma solo per un attimo, poi pasticcia un po' la difesa lombarda. Dunque Serna prova ad allungare il pallone e metterla sulla corsa. Qui stava per uscire Costantino che è scivolata, si è poi rialzata. Serna, Angoli, ancora Angoli, dentro il pallone per Citarristi. Prova a girarsi Lisa Citarristi, altra grande occasione il Pro Palazzolo. Qui ottimo il pallone messo dentro da Letizia Angoli che si è inserita bene in questa partita. Sta dando una grossa mano sulla destra come sempre, come richiesto da mister Giovanni Brusia. Sovrapposizioni continue, così come ha fatto per più di 65 minuti Alessia Frecchiami. Adesso anche Angoli si sta spesso sovrapponendo. Sia a Paris che a Serna in realtà si sono invertite, con Serna che ormai sta giocando sull'out di destra rispetto al primo tempo, mentre Paris, dopo aver sostituito Norris, si è posizionata come di consueto sull'out di sinistra. C'è ancora un altro cambio tra le fila del Pro Palazzolo.
Pallone nel mezzo, occhio, traversa, poi da 2 passi, errore clamoroso di Letizia Canobbio con Federica Parsani appena entrata, ha colpito subito una traversa. Poi da 2 passi Letizia Canobbio si è divorata il gol del 2-1. Fuori, dicevamo, Deborah Pasquali nel cambio, la numero 28. Mentre rivediamo, qui vedete il primo tiro di Parsani. E grande, altra nitida occasione per il Pro Palazzolo. Adesso prova a riconquistare campo con Boschiero il Venezia. C'è un calcio di punizione in favore del Pro Palazzolo, però pronta a battere Roselli. Roselli, palla per Citaristi, messa giù, c'è una maglia larga che viene trattenuta, dunque altro cartellino per stavolta per Diana Grecu, che ha fermato irregolarmente. Abbiamo visto la maglia abbastanza larga, strattonata da Diana Grecu, viene giustamente ammonita. Calcio piazzato, lì una mattonella molto interessante sul pallone. C'è Parsani, ma c'è anche Paris. Vediamo chi andrà e se andrà direttamente in porta. Si allontana Parsani e allora Laura Paris col mancino che già conosciamo, pronta ad andare probabilmente direttamente all'indirizzo della porta di Costantino. Va Paris direttamente sulla barriera che respinge da lontana. Poi deve uscire addirittura 32 per allontanare il pallone che si era fermato. Allora rimessa laterale. Ultimi 8 minuti più recupero. Ancora Boschiero, serve il pallone per Trevisol. Angoli, allontana ancora il Venezia che ci prova. Trevisol, ancora Trevisol sull'out di sinistra, lavora questo pallone, poi lo mette in mezzo sul secondo palo dove in ritardo Baldan non arriva sul pallone la numero 20. E allora rimessa dal fondo per le ragazze. Presidente Claudio Forlan, pallone già rimesso in gioco. Foti lunga centralmente, prima di arrivare Parsani, poi Roselli. Qui deve uscire in anticipo 32, adesso è pronta a rinviare il pallone. Palla che scorre, occhio, poi fermata dall'acqua. Rischia qualcosa ancora la difesa del Venezia. Pro Palazzolo che deve sistemarsi perché c'è l'affondo di Trevisol. Poi Canobbio, messa giù, non c'è falla. Ancora Trevisol, serpentina dalle retrovie. Intervento fondamentale di Camilla Tengattini, che poi lamenta un fallo o comunque l'intervento irregolare. Adesso Tengattini chiede all'arbitro di venire a sé. Dunque, rimessa dal fondo? No, corner. Con il Pro Palazzolo che stava preparando a battere la rimessa dal fondo, ma effettivamente l'ultima a toccare è stata proprio Tengattini.
di o fallo o calcio d'angolo. L'arbitro ha scelto il calcio d'angolo secondo quello che ha visto. Pallone messo nel mezzo, occhio a questa mezza rovesciata da parte di Trevisol che scivola nel fango, anzi no, era Diana Grecu. Poi occhio a questa sfera gestita non perfettamente da Serna, che deve lottare non solo con le giocatrici del Venezia ma anche con l'acqua. Qui angoli, qualche strattone di troppo, poi il pallone va per Trevisol che però è in posizione irregolare, dunque fuori gioco. Pallone lungo, già riconquistato dal Venezia, solita Trevisol, allunga per Della Santa, Parsani come può con la testa. Adesso Della Santa che insieme a Boschiero stanno provando a fare da duo lì davanti alla ricerca del gol della vittoria. Occhio però al Pro Palazzolo, altro intervento difensivo, come sempre puntuale Grecu. Un po' scoperto qui il Pro Palazzolo, deve correre ai ripari Canobbio, ci riesce, poi affida il pallone ancora ad Angoli. Sempre Angoli sul lato di destra, cerca centralmente Citaristi. Pallone rimbalza, lo mette giù Trevisol che poi con un gioco di gambe prova a scappare via. Ancora Trevisol, non velocissima ma comunque efficace. Trevisol preferisce ripartire cercando una compagna. Boschiero. Ancora Boschiero, recupera il pallone, poi lo mette avanti. Si lotta sulla sfera. Serna prova a scappare via, sempre sul lato di destra. Serna forse messa giù regolarmente la propria avversaria, non c'è fallo. Ed allora batti e ribatti, squadre che sono molto lunghe, entrambe molto esposte e a rischio contropiede. Formazioni che probabilmente non si accontentano del pari. E allora Angoli aspetta la compagna, va da Serna, prova a rientrare, la sovrapposizione di Angoli, sempre Serna, dentro il pallone, allontana con la solita grinta Diana Greco. Allora rimessa laterale, 87 i minuti già giocati. Questa Venezia Pro Palazzolo 1-1. Angoli, pallone per Serna, ancora Serna col sinistro, Serna centralmente, miracolo di Costantino, ben posizionata, respinge con la gamba, ma altra grande occasione in questo finale. La sensazione che questo finale di gara ci possa regalare emozioni forti. Calcio d'angolo, 6 giocatrici in maglia grigia, l'area di rigore difesa da Costantino. Cross nel mezzo con la testa, deve uscire Costantino. Poi c'è il fallo su Costantino, cartellino giallo. C'è un cartellino giallo per Parsani, così ci pare di aver capito, sì. Ora 27. Nettamente in ritardo, colpisce malamente l'estremo difensore e allora anche lo staff medico in campo ha subito un brutto colpo. Raisa Costantino. Che problema al ginocchio.
Allora riparte il match con il Pro Palazzolo che ha già riconquistato il pallone, ma solo per un attimo. Occhio alla ripartenza del Venezia. Pallone messo lunghissimo, fermato dall'acqua in mezzo al campo. Poi Baldan lotta su questa palla, la controlla con la suola, messa ancora avanti dalle parti di Boschiero. Sempre Boschiero sul lato di sinistra, prova a saltare la propria avversaria. Qui si lotta con grande veemenza in mezzo al campo. Poi Trevisol porta il pallone, ancora Trevisol sul sinistro, cerca uno spiraglio per mettere in mezzo la sfera, sempre Trevisol in mezzo a due. L'ultima a toccare è una giocatrice del Pro Palazzolo, in particolar modo Angoli, e dunque calcio d'angolo, corner per il Venezia. Ultimi assalti, tra poco scopriremo anche quale sarà l'entità del recupero assegnato dal direttore di gara, mentre la pioggia è ritornata a battere sul Nereo Rocco di Marcon. Tutto pronto, quasi tutto il Venezia nell'area avversaria, pallone nel mezzo, un po' basso, sfila questa palla, poi dal limite ci prova col piattone Gastaldin, ma trova solo il fondo. 1-1, partita ancora bloccata qui al Marcon dal 15esimo. Già effettuato il rinvio all'indirizzo di Paris, che prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce però. Dunque rimessa laterale con la pioggia che aumenta in questo finale. Fuori Boschiero per mettere forze fresche. Fuori Boschiero, dentro per il Venezia Sara Furlan. Di altra forza fresca per il Venezia. Mentre sono stati notificati 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo dunque. Qui attenzione ancora al Venezia, pallone in avanti ancora con Gastaldin che poi cade giù, contrasto regolare. E allora è qui poi occhio a questo calcio di punizione abbastanza evidente, non secondo l'arbitro, tra le proteste della panchina del Pro Palazzolo. Qui la palla sfila per Della Santa, tu per tu con 32, ma la numero 8 Veneta era in posizione di fuorigioco. Dunque offside, e allora Pro Palazzolo che può tornare a impostare in avanti. Ultime azioni, ultime speranze per le due squadre. 1-1, risultato che è rimasto bloccato dal 15esimo, quando Baldan ha pareggiato i conti. Angoli sbaglia l'appoggio, allontana Grecu. Angoli andrà lungo con le mani all'indirizzo di Serna, si è fatta 90 minuti più recupero senza un attimo di sosta. Ancora 2,5 da giocare. Sarà Greco a rimettere in gioco il pallone. Andrà lungo. Primo rimbalzo che favorisce il Palazzolo, ancora con Citaristi. Poi Venezia per un attimo con Gastaldin che allarga a sinistra dalle parti di Furlan. Gastaldin lungo, anticipata Della Santa, batti e ribatti, Biffi ne esce bene, ma solo per un attimo perché sbaglia l'appoggio. Poi Canobbio, centralmente si alza un campanile, protegge il pallone Serna, qui messa giù ma senza fallo, anzi sì, secondo l'arbitro, si dispera Anna Ruggero. Dunque calcio di punizione, ultimi assalti. Fine partita, sentiremo
Vediamo chi, insieme alla nostra Vita Locantore, coordinatrice giornalistica di questo match. Pallone nel mezzo, una serie di trattenute. C'è ancora corner. Ricordo, a fine partita avremo in diretta le interviste, dunque rimanete con noi. Seguiamo quest'ultimo assalto, palla nel mezzo, la palla rimane lì e poi miracolo da parte di Costantino che blocca questo pallone, si dispera il Pro Palazzolo, occasione ghiotta fallita da Paris, grande occasione per la formazione lombarda. Ancora un pallone lontano, ultimo assalto con Pro Palazzolo che probabilmente chiuderà la propria partita in avanti alla ricerca del gol vittoria. Allontana ancora il pallone il Venezia, via il più il possibile in ultimi 10-15 secondi al massimo di sofferenza. È l'arbitro che già guarda il cronometro. Angoli, prova a girarsi Serna, non c'è niente, ma finisce così al Nereo Rocco di Marcon. Venezia 1, Pro Palazzolo 1. Non c'è più tempo per le speranze delle due squadre che si dividono un punto a testa e dunque finisce in parità questa sfida. Noi andiamo in pausa, rimanete con noi perché tra pochissimo, meteo permettendo, avremo ai nostri microfoni due giocatrici, una per parte. A tra poco.
Ancora in diretta dal Nereo Rocco di Marcon, ci ha raggiunto in postazione Lisa Citaristi. Lisa, il fango sul volto descrive un po' quella che è stata la partita, una vera e propria battaglia. Ti chiedo innanzitutto se sei soddisfatta della prestazione delle tue ragazze, delle tue squadre, insomma, cosa ne pensi della partita? No, è stata una partita complicata su un campo abbastanza difficile con la pioggia, ha reso tutto un po' tutto No, è stata una partita più, complicata su un più campo faticoso, però vabbè, sono felice che con la pioggia abbiamo messo tutto in campo. Si è giocato poco a calcio, è stata più una battaglia, però speravamo di portare a casa un risultato migliore, però non buttiamo via tutto. Ti dico anche un Speravamo po' di portare a casa un riguardo la tua risultato migliore, prestazione, però non arriva il buttiamo via quinto tutto. gol, il primo su rigore questa stagione, insomma è una stagione fin qui ottima, no, per te? Sì, no, non pensavo partisse così bene, però sono felice dei risultati che sto ottenendo, è solo merito alle mie compagne di squadra. Sì, no, non pensavo e speriamo di continuare così. Sono Grazie felice dei Elisa, grazie di risultati essere che stata in nostra sto compagnia. ottenendo, è solo merito alle mie compagne di squadra comunque. Grazie. E speriamo di continuare così. Grazie Elisa. Grazie mille. Grazie. Perfetto. Eccoci ancora in diretta, ci ha raggiunto il capitano del Venezia Calcio 1985, Ludovica Gastaldin. Ludovica, fango sulla maglia, erba in faccia, insomma è stata una grandissima battaglia. Ti chiedo innanzitutto, come ho chiesto anche alla tua avversaria, se sei soddisfatta della prestazione della tua squadra. Sì, appunto è stata una grande battaglia, di calcio c'è stato ben poco, abbiamo sfruttato l'occasione per riuscire a pareggiare dopo un rigore e tutto sommato sono soddisfatta perché è stato un campo difficile e le avversarie comunque è una squadra tosta, ben organizzata, preparata, quindi sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Forse dovevamo essere un po' più ciniche su qualche occasione, potevamo sfruttarla meglio, però siamo all'inizio e che sia l'inizio di un grande campionato, ecco. Sì, Ludovica, prima di lasciarti andare perché fa davvero molto freddo, insomma avete già dato tanta battaglia in campo, è stato un bel avvio oggettivamente quello del Venezia, non solo in questa partita ma in questa stagione, fin qui ottima la vostra stagione. Cosa ti aspetti dal campionato e cosa si può migliorare secondo te? Sì, diciamo è stata una stagione di rivoluzione, abbiamo cambiato praticamente quasi tutta la squadra, siamo innesti completamente nuovi che alcune sono anche arrivate in settimana, quindi sicuramente c'è da conoscerci, di base dobbiamo avere una buona comunicazione per riuscire a affrontare le prossime partite al miglior dei modi e sinceramente non facciamo pronostici, quello che verrà verrà, l'unico fattore comune è che tutte dobbiamo avere fame e andare a prenderci qualche posto in classifica alto che secondo me possiamo far bene, ecco. Grazie a Ludovica Gastaldin che è stata in nostra compagnia. Grazie a La voi. salutiamo, noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia qui sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Appuntamento ovviamente a settimana prossima con le dirette, aggiornatevi sui nostri social media per scoprire quali saranno le partite in live streaming sui canali della Lega Nazionale Dilettanti YouTube. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, un cordiale saluto da Giovanni Saeli al Nereo Rocco di Marcon. Venezia Calcio e Pro Palazzolo impattano sull'1-1. Buona serata a tutti voi.